Ha ammesso le sue responsabilità, ha parlato a lungo con i PM e alla fine ha detto: è vero, ho partecipato a tutto il rito. Anche la figlia 17enne di Giovanni Barreca, unica sopravvissuta, ha partecipato al rito e agli omicidi con torture di Altavilla Milicia. Per questo gli atti sono stati trasmessi alla procura per i minori, che ne ha disposto il fermo. Il GIP lo ha convalidato questa mattina e la ragazza è ora in carcere con l'accusa di concorso in omicidio plurimo aggravato e soppressione di cadavere. Da anni in casa nostra c'erano demoni responsabili del comportamento di mia madre e di mio fratello Kevin, che era molto legato a lei, ha raccontato alla ragazza e ai magistrati. Poi ha confessato di avere partecipato alle torture e agli omicidi con dovizia di particolari. Un resoconto agghiacciante lo definiscono i PM, un delirio mistico che ha coinvolto l'intera famiglia e che ha scioccato anche il procuratore di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio. Devo dire che quando ci siamo trovati sulla scena della tragedia, se mi è consentito dirlo, per me è stato uno dei momenti più toccanti della mia vita. E poi c'è la coppia Sabrina Fina e Massimo Carendente, conosciuti sui social. Loro hanno avuto un ruolo fondamentale nel triplo omicidio, volevano scacciare i demoni dalla casa. La frequentazione, che diventa pressoché quotidiana, di questi signori convince innanzitutto Giovanni Barreca, ma purtroppo in una certa misura anche i figli grandicelli dello stesso, che nella casa c'è una presenza demoniaca. Ci sono demoni che si sono impossessati del corpo di questi familiari e dell'ambiente. Giovanni Barreca e la coppia hanno inflitto tortura ad Antonella Salamone e ai figli Kevin ed Emanuel. Anche la figlia sopravvissuta e lo stesso Kevin hanno partecipato alle sevizie. La primogenita si è accanita sulla madre e sui due fratelli. Kevin ha torturato il fratello più piccolo e allo stesso tempo ha accettato di essere colpito dai suoi familiari pur di scacciare i demoni dal suo corpo. Il piccolo Emanuel, 5 anni ancora da compiere, è stato martoriato. Lo hanno trovato a terra, incaprettato, con uno straccio sulla bocca per non urlare, segni terribili delle torture su tutto il corpo. Prima una puntata in aula bunker, quale testimone al processo Open Arms, dove il suo racconto degli sbarchi di quegli anni non ha aggiunto né tolto nulla alle vicende che vedono imputato Matteo Salvini. Poi in prefettura a Palermo per affrontare i problemi di Palermo di oggi. Giornata palermitana dunque per il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha partecipato all'assegnazione di un bene confiscato alla mafia dato in uso alla Procura di Palermo e conclude la sua giornata visitando il mattatoio di Partinico, anche quello ristrutturato da aziende confiscate alla mafia. Ma a Palermo il grande tema non poteva che essere la cosiddetta mala movida e la conseguente escalation di violenza spesso gratuita per le strade della città. Proveremo a mettere in campo un qualche cosa che rafforzi la sensazione che lo Stato c'è. Adesso io ho detto al sindaco, o meglio il sindaco mi ha proposto, ho raccolto questa proposta, adesso ci lavoreremo col prefetto, di compendiare adesso, ma non solo per amore di formalizzazione, di un accordo, un'intesa istituzionale, un patto come si dice, ma per fare in modo che si possano coniugare e formalizzare delle linee di azione, se del caso accompagnarle con qualche risorsa che possiamo reperire, ci ragioneremo sopra per accompagnare la capacità delle autorità locali, anche dell'amministrazione comunale, insomma, ecco, di fare qualcosa di più incisivo. Intanto il Comitato Civico, che nei giorni scorsi ha consegnato la propria petizione prima al Cardinale e poi al Sindaco di Palermo per chiedere maggiore sicurezza, ha scritto anche al Ministro per il tramite del Prefetto. Evidentemente bisogna innalzare un po' il livello del contrasto e vedremo un attimo se almeno da quel punto di vista, anche da quel punto di vista, riusciamo a dare un contributo. Intanto oggi sempre il Comitato Civico di Palermo Centro ha consegnato anche ai Carabinieri le firme raccolte da Via La Lumia fino al mercato di Sant'Agostino nelle ultime settimane per chiedere sicurezza per residenti e commercianti. Dopo l'ok al progetto definitivo del ponte sullo stretto è il momento dei numeri. Intanto la data di apertura al traffico con l'avvio dei cantieri nel 2024 dovrebbe avvenire nel 2032. Quindi confermate tutte le caratteristiche tecniche dell'opera e dei suoi collegamenti a terra. Il ponte, il cui costo è salito a 13 miliardi e mezzo di euro dagli 8 miliardi e mezzo del 2011, sarà lungo 3 km e 300 metri e sarà progettato per avere una vita di 200 anni. Sarà in grado di garantire tempi medi di attraversamento di circa 15 minuti per i servizi ferroviari diretti tra Villa San Giovanni e Messina Centrale,
rispetto agli attuali 120 minuti per i treni passeggeri e almeno 180 minuti per i treni merci e di circa 10-13 minuti su gomma rispetto agli attuali 70 minuti per le auto e 100 minuti per i mezzi merci, ha illustrato la società Stretto di Messina. Il ponte avrà una resistenza a venti con velocità superiore a 300 km/h e può resistere a terremoti di magnitudo 7.1 della scala Richter. Poi i numeri dell'impatto che l'opera avrà sul territorio. Le opere stradali e ferroviarie di collegamento del ponte comprendono 40 km di raccordi viari e ferroviari. L'impatto occupazionale diretto sarà di circa 30.000 unità lavorative per anno, a cui aggiungere l'impatto occupazionale indiretto e dell'indotto stimato in altre 90.000 unità, per un totale di 120.000 unità lavorative generate dall'opera. Quindi gli espropri. Da marzo partiranno gli incontri per avviare le procedure. Sarà quello uno dei momenti cruciali prima della partenza vera e propria. Poco meno di 1.000 bambini in attesa di visite ed esami all'ospedale di Cristina, quasi 2.000 donne in attesa di test di prevenzione dei tumori femminili fra i due maggiori ospedali palermitani, 10 mesi in media per ottenere un esame diagnostico per immagini come tacco o risonanze se non si può permettersi la prestazione intramenia, ovvero a pagamento. Sono solo alcuni dati per fotografare la condizione delle liste d'attesa della sanità palermitana, una condizione che non è particolarmente diversa in altre province, anche se c'è chi sta meglio. Liste abbattute ad esempio a Siracusa e a Trapani, dimezzate nel Ragusano e nel Catanese, ma con ancora lunghe attese, soprattutto nella città etnea, come tutte le grandi città, Messina compresa. Non sono bastati gli stanziamenti regionali dello scorso anno per rientrare da un arretrato di prestazioni che continua a creare disagi. In Sicilia nel 2023 infatti sono stati eliminati i tetti di budget e assegnate risorse aggiuntive a chi diminuiva le prestazioni in attesa. Per uscire da questa vera e propria vergogna, la Regione adesso pensa di mettere l'azzeramento della lista fra gli obiettivi del contratto dei nuovi manager della sanità. Si studia un elemento di valutazione intermedia proprio sullo stato delle liste d'attesa, ma per farlo bisognerà prima attendere che i direttori generali, oggi insediati come commissari, passino al vaglio della prima commissione affari istituzionali dell'ARS e abbiano il via libera e poi inserirli con contratto dedicato. Il passo successivo sarà la ricognizione e dunque la trasmissione dei dati. Ma intanto al Policlinico di Palermo il commissario straordinario Maria Grazia Fornari ha insediato un nuovo tavolo di emergenza proprio sulle liste d'attesa per portarsi avanti su un lavoro complesso che si annuncia comunque ancora lungo. Ed ora partono diffide e ultimatum. Dopo 70 anni d'attesa per Corso dei Martiri non c'è più altro tempo da perdere, visto che le fosse nel cuore di Catania rappresentano una ferita storica che necessita di essere sanata prima possibile. Se ne è accorto il sindaco Trantino, che con una lettera ha imposto ai proprietari dei terreni un piano industriale per sbloccare le opere ed avviare il risanamento. Destinatari delle missive del primo cittadino sono l'Istituto Immobiliare di Catania SPA, il Cecos SPA e Risanamento San Berillo, che dovranno procedere alle operazioni di bonifica per riportare ordine, decoro e sicurezza nelle aree in questione. Impasse che riguarda anche il parcheggio multipiano di Piazza della Repubblica, che si sarebbe dovuto integrare con il parco urbano da realizzare tra via Maddem e Piazza Grenoble per un investimento di 12 milioni di euro. Trantino ha anche un piano B, ovvero la manifestazione di interesse del comune di Catania ad acquistare le aree e al tempo stesso far pressing sulla regione ed in particolare sull'assessorato a bilancio per gli eventuali espropri. Poi la sfida, che sa tanto di provocazione. Marco, riferendosi all'assessore Falcone, perché non espropriamo 250 milioni di euro e lo facciamo, ha ribadito Trantino. L'alternativa per il rilancio dei Corso dei Martiri sarebbero i fondi nazionali ed europei. Si vedrà. Intanto prende posizione anche l'associazione Volere la Luna. Sicuramente è un'area sin troppo vasta, è un'area troppo importante per il futuro della città, che è necessario vada allargato il dibattito alla città, non alle segrete stanze della politica. A questo punto la resa dei conti si avvicina. Ogni venerdì passo dal mercato, è indecente la situazione che lasciano, ma quello che io mi chiedo, ma ci vuole tanto perché coloro i quali hanno le bancarelle alla fine conferiscano mettendo tutto in un unico sacco di plastica anziché lasciare quella condizione, diciamo le parole, di schifo in piazza Carlo Alberto
E allora sì, adesso interverremo noi con i commercianti per segnalarlo, ma perché devo fare quello che dovrebbe essere scritto nel DNA di ciascuno di noi? Cioè, perché vi devo chiedere di essere civili dopo che penso vi hanno insegnato l'educazione? E allora su questo noi stiamo provando anche ad agire in modo didattico laddove fino adesso non è stato fatto, però ribadisco che il servizio di raccolta può essere fatto meglio, ma non mi si può dire che era come prima. Siamo in via Domenico Tempio a Catania. Su questo spartitraffico da lunedì cominceranno i lavori per la realizzazione di una pista ciclabile che dovrebbe collegare il centro con la zona della playa. E il sindaco trentino con un post ad annunciare la realizzazione della nuova pista ciclabile, finiti i lavori di riqualificazione delle vie Cristoforo Colombo e Domenico Tempio, principali arterie di accesso e uscita di Catania. Sui 4 chilometri delle due carreggiate a doppio senso di marcia, come si vede nelle immagini dell'elaborazione al computer, che stanno per essere rinnovate per garantire la sicurezza di pedoni, automobilisti e ciclisti, al centro del percorso sorgerà una pista ciclabile protetta e leggermente rialzata. Passi in avanti per facilitare la mobilità su due ruote che i rider chiedono più sicura. Speriamo che venga, ultimata intanto in breve tempo, perché stiamo parlando anche di quella del lungomare che ancora per anni abbiamo aspettato per una manciata di chilometri. Per quanto riguarda in via Domenico Tempio, sì, che venga ultimata, ma che soprattutto che venga messa in sicurezza, che ci sia un'illuminazione adatta, perché in via Domenico Tempio l'illuminazione spesso è scarseggiante o ancora peggio nulla. I lavori cominceranno lunedì e comporteranno disagi alla circolazione stradale. Per raggiungere l'aeroporto, l'amministrazione comunale raccomanda di utilizzare percorsi alternativi come l'imbocco su Corso Indipendenza dell'asse attrezzato oppure percorrere la via Playa raggiungibile da via Plebiscito. 20 anni fa nasceva Facebook, il social più diffuso, anche se i giovani adesso preferiscono Instagram e TikTok. Ma in America, lì dove tutto è nato, i social oggi vengono bollati come un pericolo per la salute mentale. Sono letali per la salute mentale. Andrebbero vietati, almeno ai minori di 14 anni. Sono anche motivo di, per esempio, cyberbullismo, ma secondo me sono una delle più grandi innovazioni, soprattutto per noi giovani, e non credo che siano, un danno. In parte hanno ragione, ha aiutato comunque alla socializzazione, però da un lato credo che ha aiutato un po' il bullismo. Ad essere sottomessi ai social sono soprattutto i giovani. Secondo Demoscopica sarebbero più di 1 milione gli under 35 ad elevato rischio di dipendenza. Tra di loro c'è chi posta foto ogni giorno, contando maniacalmente i like ottenuti. Ci chiudono, non ci sentiamo liberi anche per comunicare con le altre persone, siamo un po' chiusi. Ormai più avanti andiamo più sarà così, secondo me. Bisogna usare bene i social, imparare a essere più attivi nel mondo reale. La scena tipo è questa: 2 fidanzati o una comitiva di amici seduti al tavolo, tra loro il silenzio, tutti guardano il cellulare collegati con un mondo parallelo. Bisogna intervenire anche in Italia, ci dicono in molti. È uno dei momenti più delicati della storia del Catania, targato Pelligra. La sconfitta di Latina è stata una mazzata, un macigno, 11ª sconfitta stagionale, così la decisione di portare tutti in ritiro almeno sino a domenica prossima per la società è più l'intenzione di fare quadrato, compattarsi piuttosto che di punire. Domenica sera al Massimino arriverà la capolista Juve Stabia e c'è la necessità di ritrovarsi, perché l'organico rosso-azzurro non può essere quello di una squadra che naviga appena sopra la zona play-out. La decisione del ritiro è stata presa dal vicepresidente Vincenzo Grelle ed è maturata dopo un confronto con il tecnico Cristiano Lucarelli. Da parte sua meno propenso a disporre il ritiro. Il gruppo starà in albergo a Belpasso e si allenerà a Catania. Insomma, senza modificare il programma di lavoro settimanale.
Inevitabile che sul tavolo della società ci sia anche la posizione dell'allenatore livornese, che per ora non è a rischio, ma la dirigenza ha chiesto segnali di reazione al gruppo a digiuno di vittoria da 5 partite in campionato ed un cambio di passo da qui a fine mese nelle prossime 3 gare, quindi la sfida interna alla Juve Stabia, la trasferta a Taranto e l'attesa semifinale di ritorno in Coppa Italia con il Rimini, in cui il Catania deve ribaltare l'1-0 dell'andata per arrivare in finale ed accedere direttamente agli ottavi dei playoff per la B. L'attesa è febbrile, già 6.000 biglietti venduti, a cui aggiungere la possibilità di prelazione per i quasi 14.000 abbonati. Per la sfida di Rimini rientrerà Sturaro, che domenica sconterà la squalifica, mentre Lucarelli deve valutare le condizioni di Di Carmine, così come quelle di Rapisarda, uscito dopo appena 13 minuti nella gara di Latina per problemi muscolari. Obiettivo continuità, vigilia di campionato per il Palermo, che domani in un Barbera con quasi 30.000 spettatori proverà a battere il Como per agganciarlo in classifica. Una prova di maturità. Rosanero chiamati ad una prova importante per candidarsi ufficialmente alla promozione diretta. Squadra che vince, del resto non si cambia. Corini confermerà quasi in toto la formazione che ha battuto la Feralpi Salò. A centrocampo tornerà Gomez, che farà reparto assieme a Ranocchia e Segre. Dovrebbe essere confermato anche il tridente schierato contro la Feralpi. Il dubbio riguarda il posto di esterno destro. Di Mariano è avanti nel ballottaggio con Insigne. Al centro c'è Brunori, mentre sulla sinistra spazio a Di Francesco, con Ciaca Traoré in panchina ma pronto a subentrare. Dovrebbe esordire. Anche in difesa nessun dubbio. Como ben organizzato e che punterà sull'estro di Strefezza. L'ex Lecce ha già segnato 2 gol in campionato. Fischio d'inizio domani alle 16:15.